Le vaccinazioni e il rispetto delle regole durante il periodo delle festività saranno fondamentali per l'andamento della curva dei contagi in regione. Il vicepresidente Riccardi, obbligo di immunizzazione solo in extremis. Sulla legge di bilancio ha trovato l'accordo sul super bonus, sarà cancellato il tetto ISEE di 25.000 euro per le ville unifamiliari, una battaglia del Movimento 5 Stelle combattuta anche dal Friuli Venezia Giulia. Pontebana soffocata dal traffico, manca ancora una soluzione nonostante i tanti studi effettuati per decongestionare l'arteria. Insorge Casarsa, il sindaco Clarotto chiederà un incontro con Regione FVG Strade. Pubblicata la lettera di Natale 2021 dei sacerdoti di frontiera, la cura per il prossimo e per ciò che ci circonda è la chiave per il futuro. Don di piazza, il Natale torni ad essere simbolo di condivisione. Un caso di Covid nella Salernitana e l'ASL blocca la partenza per Udine. Nel pomeriggio test molecolare per tutti ed eventuale volo charter domattina per chi risultasse negativo. In apertura l'andamento della pandemia, si inizia a vedere la stabilizzazione della curva dei contagi, ma il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi avverte: è fondamentale procedere con le vaccinazioni, ma è essenziale anche il rispetto delle regole, mascherine, distanziamento nel periodo delle feste. Nella prossima intervista anche la questione dell'obbligo vaccinale. Per noi è importante parlare con le persone e convincerlo. L'obbligo è solo una scelta in extremis. Vediamo. Per esprimere dei giudizi bisogna avere evidenza scientifica, ancora questa evidenza scientifica puntuale sugli effetti di questa variante. Vediamo gli esperti discutere anche con tesi molto diverse tra di loro, quindi io sono molto prudente rispetto a questo. Certo, la variante ci fa guardare ad una cosa nuova e quindi è evidente che l'unica cosa che mi sento di dire è quello che noi dobbiamo cercare di accelerare la terza dose. Il nostro obiettivo di 400.000 somministrazioni nel corso di dicembre è un obiettivo molto ambizioso e sarà importante anche ai fini della circolazione del virus la vaccinazione dei bambini, anche quella condizionata naturalmente dalle dosi disponibili e dalla convinzione che i genitori avranno rispetto a questa scelta. Al momento, ha spiegato poi il vicepresidente, è prematuro parlare di nuove limitazioni e tamponi, in attesa di capire cosa deciderà il governo il 23 dicembre, con cui c'è un'interlocuzione costante da parte del presidente dell'Assemblea delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Vediamo che questa stabilizzazione della curva comincia a vedersi. Dobbiamo fare attenzione a quello che saranno i prossimi 10 giorni, le feste, e dobbiamo cercare, al di là di vaccinarsi, di rispettare quelle regole, magari anche con qualche limite in più. Sul possibile obbligo vaccinale, Riccardi ha sottolineato come sia importante prima convincere le persone a fare la profilassi. Impensabile invece l'idea di chiudere le scuole alla luce anche della pausa per le festività. Un paese che non è in grado di far andare a scuola i propri ragazzi non sia un paese normale, no? Il vicepresidente ha parlato a margine della presentazione del progetto Genia, una collaborazione tra INSIA, il Prodigis Group e Fondazione Italiana Fegato per raccogliere dati sulle patologie che colpiscono l'organo, andando poi a creare modelli predittivi sullo sviluppo della vita del paziente. E sono 277 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. La prima fascia di contagio si conferma quella degli under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi. Segue la fascia 40-49 con il 23,10% delle positività. Oggi si registrano anche 7 decessi, tra i quali quello di un 54enne di Trieste ed un 66enne di Sesto Arregana. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295. Si parlava prima delle vaccinazioni pediatriche che hanno preso il via anche nella nostra regione, una platea rappresentata potenzialmente da 68.000 bambini, 3.000 le prenotazioni in questi primi giorni, una partenza cauta. Al via oggi le prime 80 vaccinazioni per i bambini a Pordenone, un
momento fatto vivere ai più piccoli con serenità grazie anche alla presenza dei clown in corsia. Allora andiamo a vedere il servizio da Pordenone. Un momento fondamentale per la salute da vivere senza ansie per genitori e bambini. Sono partite oggi le prime 80 vaccinazioni per i bimbi dai 5 agli 11 anni a Pordenone, effettuate alla Cittadella della Salute. Abbiamo visto che c'è stata un'adesione molto importante da parte sia dei bambini, che arrivano molto entusiasti nel fare la vaccinazione, anzi uno mi ha detto che lo fa proprio per proteggere le persone fragili e le persone che non possono vaccinarsi, quindi i bambini si dimostrano avere un senso civico molto importante, molto grande, e abbiamo fatto uno spazio proprio dedicato solo per loro, per diciamo così alleggerire un po' le tempistiche e il momento che comunque è importante per questi bimbi. A rendere più divertente il momento anche i clown di corsia. Cerchiamo di fare quello che si può. Noi siamo clown volontari di corsia, andavamo prima nell'ospedale prima della pandemia, sia in pediatria che con gli adulti. Stiamo riprendendo adesso, come vede, la nostra attività per cercare di tenere su il morale dei giovani vaccinandi. I più piccoli sono apparsi sereni e i genitori hanno apprezzato. Credo che sia il regalo di Natale più bello che una mamma possa fare a una figlia in questo momento. Era emozionata e l'ha vissuta bene, sa che anche lei è consapevole che era la scelta migliore da fare. E intanto a Udine un'altra scuola finisce nel mirino dei Novax. Novax ancora in azione a Udine. Dopo la di Ellero, la di Toppo Wasserman Pascoli, a subire i nuovi imbrattamenti è stata la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di via Pradamano dell'Istituto Comprensivo Quarto. Una dozzina le frasi vergate in rosso sul muro di cinta dell'istituto. Per la prima volta l'azione vandalica è stata condotta in una nuova zona di Udine a sud della città e non dell'area compresa tra l'ospedale e Piazzale Diacono. I proclami sono sempre gli stessi, fra le scritte però è apparsa anche una nuova, ovvero un rimando all'articolo 32,2 della Costituzione. È un attacco alla scuola e all'intelligenza. Una delle cose che ho subito individuato leggendo queste scritte è che si fa riferimento ad un articolo della Costituzione e credo che questo sia fonte di estrema ignoranza, perché l'articolo 32 della Costituzione parla di diritto alla salute non soltanto come diritto individuale ma come diritto collettivo. Ecco, io penso che la nostra risposta sarà questa: ragioneremo con i ragazzi, studieremo la Costituzione e cercheremo di capire veramente che cosa dice quell'articolo che qui viene citato impropriamente. Quando non si cerca il dialogo e quando si agisce in questo modo si è dei violenti, perché non si stanno ad ascoltare le ragioni degli altri. Dopo l'ingresso degli studenti, sul posto sono giunti i carabinieri e gli uomini della Digos per eseguire i rilievi del caso. Si cercano ulteriori elementi per inchiodare i responsabili. Stando alle prime indiscrezioni, gli investigatori starebbero per chiudere il cerchio. È rimasta male a leggere queste scritte? Moltissimo. Dicono di proteggere i figli, ma questa è una grande violenza nei loro confronti, quindi non ha senso. Che si vergognino, ma non per l'idea, perché io rispetto tutte le idee, per l'amor di Dio, ma perché devono andare a sporcare qualcosa che è di tutti. Invocano l'articolo 32, lei è avvocato, cosa ne pensa? Beh, l'articolo 32 dice tante cose, per cui se uno lo legge bene, va a approfondire il contenuto, prevede anche una limitazione del diritto nel caso in cui ci siano delle necessità superiori alla propria. Quindi in questo caso, secondo me, sbagliano a fare propaganda in questo modo, cioè ci sono modi diversi per parlare, per confrontarsi. Le regioni avranno a disposizione 80 milioni per i sistemi di videosorveglianza da installare nelle strutture per anziani e disabili, lo ha annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga al termine della riunione di oggi, sottolineando che si tratta di un'intesa con il Governo e che i fondi che serviranno per assicurare una maggiore tutela alle persone ospitate nelle strutture residenziali, semiresidenziali o diurne. Sulla legge di bilancio è stato trovato l'accordo tra forze politiche e governo relativamente al super bonus. Sarà cancellato il tetto ISEE di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. Una battaglia del Movimento 5 Stelle che è stata combattuta anche dal Friuli Venezia Giulia.
Cadono le restrizioni ipotizzate sul fronte del superbonus 110%. L'accordo raggiunto al Senato sulla manovra, salvo sorprese in extremis, riporta alle condizioni originarie gli incentivi per riqualificare casa, senza paletti su villette e ISEE. C'è stata una riunione ieri al Ministero delle Finanze con il relatore della legge di bilancio del Movimento 5 Stelle e a quanto pare si è trovato l'accordo tra Governo e Parlamento per eliminare il limite ISEE, che era la cosa che avevamo chiesto come Movimento 5 Stelle. Ci sarà solo l'obbligo di aver fatto almeno il 30% dei lavori a giugno 22 per poterli terminare al 31/12/2022, quindi diamo ulteriori 6 mesi per i proprietari delle unifamiliari di poter completare i lavori, quindi andiamo a togliere quel limite che di fatto non consentiva la conclusione e anche l'inizio di lavori di molte persone, anche perché l'ISEE a 25.000 sono famiglie che magari non hanno neanche una casa di proprietà e quindi non potrebbero neanche utilizzarlo il superbonus. Ci sono altre piccole cose che avevamo chiesto, siamo in attesa appunto di vedere il testo definitivo che verrà approvato di conferma di tutte le richieste che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle. I dati regionali sull'andamento del superbonus comprendono quasi 230 milioni di investimenti ammessi a detrazione con 1.685 asseverazioni. Per quel che riguarda i condomini invece la detrazione al 110% dovrebbe arrivare fino al 31 dicembre 2023. Infine torna a 10.000 euro il tetto di spesa per il bonus mobili, sempre subordinato a un intervento di ristrutturazione. Pontebana soffocata dal traffico, un problema che si trascina negli anni al quale non è ancora stata trovata soluzione. Casarsa insorge, il sindaco Clarotto fa sapere che subito dopo le festività chiederà un incontro urgente alla regione a FVG Strade. Pontebana soffocata da traffico e inquinamento, un problema che riguarda diversi comuni compresi tra le ex province di Pordenone e Udine e che interessa in particolare Casalsa della Delizia. Qui, tra l'altro, è ancora presente un impianto semaforico all'intersezione con la strada della Val d'Arzino che funge da imbuto. All'orizzonte, nonostante l'appello dei sindaci, pare non ci siano ancora soluzioni. È da anni che non viene trovata una risposta a questo problema. Sicuramente la risposta non è semplice ed è questo il motivo per cui non è ancora stata individuata, però veramente bisogna prendere questo problema come un problema prioritario, non soltanto per Casarsa, ma per tutti i comuni che sono interessati dall'asse della Pontebana. Amara a questo punto la considerazione del sindaco Clarotto. Quando mi capita di girare in alcune altre zone della nostra regione, penso alla Bassa Udinese o da altre parti, vedo con gioia per loro, vedo che ci sono tante strade nuove in cui tra l'altro vedo circolare pochissimi veicoli. E invece quando poi torno a Casarsa e la vedo schiacciata da una parte tra la Pontebana, poi abbiamo anche l'asse che comunque è importante di viabilità della provinciale della Val d'Arzino, vediamo congestioni, vedo inquinamento, vedo colonne di tir e sento i cittadini che non si sentono sicuri di attraversarla. E a proposito di viabilità, nuovo passaggio di mano per le strade ex provinciali, passeranno appunto da FVG Strade agli EDR. 4 anni dopo la chiusura ufficiale delle province, le strade ex provinciali tornano a passare di mano e lo fanno con una sorta di ritorno al passato con il trasferimento delle competenze da Friuli Venezia Giulia Strade agli enti di decentramento regionali, proprio gli enti voluti dalla Giunta Federica per cercare di sopperire all'assenza delle province. Gli EDR quindi si occuperanno di manutenzioni e sfalci di tutta la rete di strade ex provinciali della regione e dei servizi ad esse collegate. L'unica competenza che non passa di mano alle FVG Strade è l'autorizzazione per consentire la circolazione dei trasporti dei veicoli eccezionali, che rimarrà di competenza della partecipata regionale. L'ordinaria amministrazione non subirà interruzioni, perché i contratti già in essere non saranno interrotti. Quindi in questo momento invernale è garantito lo spazzamento delle strade dalla neve, mentre poi, nella bella stagione, ripartiranno asfaltature e sfalci. La Regione assegnerà 750.000 euro a Mossa per coprire l'area andata a fuoco dell'ex Bartolini in attesa della bonifica. Preoccupa anche il deposito di rifiuti a Gorizia, a pochi passi dall'ospedale.
Sarà la Regione a coprire i 750.000 euro necessari per la copertura dell'ex Bertolini di Mossa. Il sito, andato a fuoco la sera del 16 novembre, è stato oggetto di un nuovo vertice in prefettura a Gorizia, tenutosi questa mattina alla presenza dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Si provvederà a mettere in massima sicurezza l'aria, dare la massima garanzia ai cittadini, fare tutte le analisi per verificare, come è già stato fatto, che non ci sia un rischio salute. Sono 750.000 euro che andranno al comune di Mossa, che provvederà da subito a mettere delle coperture in maniera che con le piogge, con il maltempo non ci siano appunto degli percolamenti nel terreno. Io direi qualche mese di incominciare a togliere le coperture e smaltire e modificare completamente tutta l'area. L'incontro ha permesso di approfondire anche il tema del deposito di rifiuti in via Aquileia, a pochi metri in linea d'aria dall'ospedale di Gorizia. Il comune, il sindaco aveva emesso una ordinanza di recente, ma questa ordinanza è stata bocciata dal TAR. Dobbiamo trovare una soluzione a un problema che esiste, ma soluzione non esiste dal punto di vista pratico. Il problema non è tanto il contenuto del capannone, ma la presenza della ferrovia, dell'ospedale e del distributore di carburanti. I consiglieri regionali di opposizione del Pordenonese si sono ritrovati oggi sotto la sede della direzione di ASFO, chiedendo espressamente ai vertici della regione di rimuovere il direttore generale. Il messaggio lanciato dai consiglieri regionali di opposizione è chiaro: alla sanità pordenonese serve una svolta. Tradotto, il direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni, deve andarsene o essere sostituito. Sotto la sede dell'azienda sanitaria hanno fatto sentire la loro voce i rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, dei cittadini, del Patto per l'Autonomia e del Gruppo Misto. Secondo loro, dopo la bocciatura dell'atto aziendale da parte di molti medici, per Polimeni è arrivato il capolinea. Noi chiediamo che il Presidente Federica si assuma la precisa responsabilità di sostituire, mandare a casa l'attuale direttore generale e rivedere il piano aziendale. Il treno sta deragliando, è importante cambiare l'autista, è importante rivedere il piano. È chiaro che questo nostro oggi è un atto politico, come un atto politico è stato il voto contrario all'atto aziendale da parte di molti direttori di dipartimento. Il nostro obiettivo devono essere i cittadini, gli utenti della sanità. Oggi sono a rischio questi servizi, i cittadini si sentono presi in giro. Il tutto accompagnato da un ordine del giorno in Consiglio Comunale a Pordenone con la mozione di sfiducia al direttore, mentre la Giunta regionale ha detto no alla possibilità di attivarsi per arrivare allo scorrimento delle graduatorie concorsuali presenti nell'azienda sanitaria, valevoli per le assunzioni a tempo determinato degli operatori sociosanitari. E al centro ci deve essere il cittadino nella sua qualità purtroppo di paziente e non il conto economico. È in corso la riunione del Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento, che proprio in questi momenti si prepara ad esprimere il proprio veto al progetto di ampliamento della Kronospan. Sindaco, la sua posizione su Kronospan. Siamo proprio oggi in Consiglio Comunale che è chiamato a decidere su un importante punto all'ordine del giorno. Ne va del futuro della cittadina, qual è la vostra posizione? Vogliamo esprimere la contrarietà al progetto presentato per tutte le criticità che lo stesso progetto esprime, sono note a tutti, riguardano le emissioni, riguardano i rischi idrogeologici, riguardano l'appesantimento dei trasporti e quindi noi, come abbiamo detto in campagna elettorale, abbiamo inserito proprio nel nostro programma politico-amministrativo, vogliamo esprimere a questo progetto la nostra contrarietà. Va detto anche che siamo in attesa delle integrazioni che l'azienda presenterà alla Regione, che poi chiaramente verranno trasmesse a tutti gli enti coinvolti e noi chiaramente ci riserviamo di valutarle e chiederemo una nuova inchiesta pubblica. C'è anche il comitato ABC, qui rappresentato da Ruben Colussi. Bastano le rassicurazioni di Kronospan affinché voi possiate dare il via libera al progetto di ampliamento del sito industriale? Assolutamente no, anche all'inizio, quando è stato presentato il primo progetto, dichiaravano che era green
Dopo si è visto che green non lo era affatto. Adesso tornano a dichiarare questa cosa, naturalmente bisognerà leggere le carte. Da quello che ho visto scritto si parla prevalentemente della questione delle emissioni, ma non c'è solo la questione delle emissioni, c'è anche la questione per esempio dell'acqua, per esempio del traffico, insomma ci sono molte questioni che vanno tutte quante affrontate e vedremo come con queste integrazioni la Kronospan intende fare, insomma. Nuovo cantiere a Udine per la sistemazione di viabilità e marciapiedi. Sono partiti i lavori in via Baldasseria Bassa. Cominciati in via Baldasseria Bassa a Udine i lavori di sistemazione della viabilità e soprattutto di messa in sicurezza dei pedoni con la realizzazione di marciapiedi che al momento sono inesistenti. I cantieri rientrano in un lotto unico che prevede lavori analoghi in altre zone della città per 500.000 euro. È molto importante che ci siano i collegamenti dei marciapiedi dove è possibile farli all'interno di un quartiere. Qui in questo caso l'appalto riguarda via Baldasseria Bassa, poi finito qui si andrà in via Baldasseria Media, anche lì sempre all'interno del quartiere di Udine Sud ci sarà la messa in sicurezza dei marciapiedi che congiungeranno praticamente un tratto abbastanza importante, quasi ad arrivare vicino alla Chiesetta, va a sommarsi poi a via Lecadore, un altro tratto, poi andremo in via Bariglaria, un tratto diciamo di proprietà privata che verrà espropriato per iniziare a lavorare su via Bariglaria e collegare i vari tratti di una via che è fortemente pericolosa. Poi ci sarà anche via San Rocco e poi via Treppo perché lì dove c'è la zona del teatro ci sono problematiche abbastanza importanti della tipologia del marciapiede. Presentata al centro Balducci di Zugliano la lettera di Natale 2021. È incentrata sulla parola cura la lettera di Natale 2021 promossa dai preti di frontiera e firmata da ecclesiastici, laici e associazioni del territorio. Cura per il prossimo e cura per noi stessi, oltre che per tutto ciò che ci circonda. Nella lettera infatti si parla di tutela dell'ambiente, di violenza sulle donne, di guerra, di pandemia e di traffico di armi. Deriva da quell'I Care scritto sulla parete della scuola di Barbiana. Mi prendo a cuore, c'entro anch'io, non dirò mai me ne frego, mi disinteresso. E da lì deriva la cura, che è una parola così profonda perché esprime le qualità umane proprio riconoscibili come tali, cioè la sensibilità profonda, la disponibilità, la concreta prossimità, la gratuità, cioè quegli atteggiamenti che fanno sì che uno di fronte, accanto, incontrando una persona, sente che questa persona ha a che fare, no? con lui, con lei. Questi atteggiamenti di fondo credo siano fondamentali, anche nell'affrontare poi le grandi questioni che solo sfiorato abbiamo nella lettera, ecco, certo la pandemia, poi questa attenzione a tutti i popoli del mondo, compresa la grande questione dei vaccini per tutti, unite a quelle delle guerre, delle armi e dei migranti, per cui l'Europa, che abbiamo visto indifferente, inattiva. Un caso Covid nel gruppo squadra e partenza rinviata. La Salernitana non è partita per Udine, dove domani è attesa per l'ultima gara del 2021. Oggi tamponi molecolari per tutti, domani in mattinata partiranno con un volo privato alla volta del capoluogo friulano solo i giocatori risultati negativi al test. Di questo si parlerà tra pochissimo a Sport FVG e poi naturalmente anche a Bianconero a partire dalle 21. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo appunto lo sport e poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renna. Arrivederci.